Dopo quasi 20 anni dall'ultima volta, i magistrati incrociano le braccia e scioperano. L'ANM, Associazione Nazionale Magistrati, contesta la riforma in discussione in Parlamento. Vogliono recuperare la fiducia dei cittadini, i magistrati, e che il loro lavoro non venga valutato solo in base ai numeri. Quando io ho cominciato a lavorare nel lontano 1990, numerose erano le indagini in materia ambientale, rifiuti, inquinamento, infortuni sul lavoro, tutte quelle materie che davvero toccano la qualità della vita e i beni fondamentali dei cittadini. Queste indagini sono molto di meno perché rendono poco, come pure erano molte le indagini ad alto livello sul traffico internazionale o organizzato di stupefacenti. Adesso processiamo i piccoletti, i pusher, facciamo numeri. Giudici, insomma, con la paura di essere valutati sui numeri. Si valuteranno i magistrati in base ai risultati di quella che è la loro attività, i pubblici ministeri in base al numero di condanne che otterranno, magari addirittura in base agli anni di galera che riusciranno ad ottenere, i giudici in base al numero di sentenze che verranno confermate nei gradi successivi, e tutto questo porterà il pubblico ministero a occuparsi soltanto dei casi sui quali va sul sicuro, senza fare inchieste scomode, inchieste coraggiose. Il pericolo dunque è che conti solo il numero di processi e quanto si spende. Di certo, per il buon funzionamento della giustizia, il cittadino ha diritto a risposte. Lo Stato deve garantire una giustizia rapida, con risorse adeguate e dirigenti che usino bene i fondi. Il tema delle risorse, perché molto spesso a noi avvocati il cittadino ci chiede se ha torto o ragione, quanto tempo ci vorrà per avere torto o ragione e quanto costerà avere torto o ragione. Spesso per noi è difficile dare una risposta. No a processi chiusi facendo finta che vada tutto bene, ma dare giustizia vera ai più deboli. L'impressione invece è che si punti a colpevolizzare i magistrati. Mirano soltanto ad addebitare alla magistratura le colpe del funzionamento della giustizia, e questo, scusate, ma è assolutamente inaccettabile.